Sì, io mi aggancio a quanto diceva un attimo fa Roberta a proposito del problema della valorizzazione. È vero che lo Stato ha dei compiti di tutela, le regioni dovrebbero spostarsi di più sul versante della valorizzazione e questo è un problema che anch'io mi pongo spesso nel mio lavoro, credo che anche i colleghi lo possano condividere. Nel senso che a volte catalogare ci sembra un'opera sì meritoria che però poi difficilmente trova uno sbocco che vada oltre il puro momento conoscitivo, per quanto si cerchi, come dicevo prima, di lavorare con le comunità il più possibile essendo aderenti a quelle che sono le realtà dei vari luoghi, rimane sempre questa sorta di frustrazione, possiamo dire, no? In cui veramente sul piano della valorizzazione resta una grande domanda ancora a cui mi piacerebbe forse poter dedicare un ulteriore convegno. Che cosa si intende per valorizzazione? Se per valorizzazione intendiamo anche un'attività di educazione al patrimonio, questa sicuramente ci appartiene, perché catalogare, diffondere i nostri dati, aver creato un portale da anni che funziona con sottosistemi, a cui tutti possono avere accesso, il portale è assolutamente online, tutte le notizie sono online, quindi più apertura di così non c'è nel nostro caso. Io credo che forse, la nostra valorizzazione poi come si è configurata fino ad oggi, con delle pubblicazioni, con dei cataloghi dedicati, con inizialmente addirittura c'erano dei quaderni cosiddetti territoriali dove si raccoglievano tutti i beni dei territori, questi negli anni 70 ancora. Recentemente si fanno iniziative più tematiche, recentemente è stato pubblicato un volume su parchi e giardini della regione, però diciamo secondo me questo non basta, ci vuole qualcos'altro, qualcosa che metta in moto, qualcosa che determini piani regolatori. Prima non l'ho citato ma era uno dei miei pensieri, uno dei problemi di cui si parla spesso anche con Maurizio. Io penso che veramente il nostro ente abbia una funzione di strumento, dopodiché può fermarsi al primo livello di valorizzazione, che è questo appunto della mostra, della pubblicazione eccetera, di costruzione di percorsi, dare diciamo così possibilità di organizzare i materiali, che però debba esserci qualche altro ente, in questo caso come dicevo prima l'Ecomuseo, che vive sul suo territorio, che conosce i suoi problemi, che magari in collaborazione con noi può portare avanti un processo reale di sviluppo. Io a questo penso un esempio emerito, non è che voglio fare gli onori al padrone di casa, ma se penso alla mappa di comunità di Godo che ha costruito l'Ecomuseo del Gemonese, che ha richiesto un periodo molto lungo di redazione, diciamo, perché ha significato coinvolgimento in processi con gruppi all'interno della comunità, che non era una comunità indifferenziata, era una comunità che si componeva di rappresentanti portatori di interessi locali e rispetto ai quali sono riusciti a mettere in atto una filiera relativa al pan di sorgo di cui voi tutti avrete credo sentito parlare. Questo ha significato mettere di nuovo in moto la piantagione, quindi la salvaguardia della biodiversità, il lavoro del mugnaio che ha ripreso a lavorare la farina, il panettiere che fa il pane in un certo modo, ha coinvolto dei giovani nelle attività locali, anche creando delle azioni di microimprenditorialità. Io credo che questa sia la direzione verso cui ci si debba muovere in futuro, che ai catalogatori non si può chiedere, noi mettiamo, ripeto, strumenti a disposizione, magari si possono orientare insieme dei percorsi di ricerca, perché no, anzi meglio, cioè questa è una cosa buona, però ripeto, l'Ecomuseo in qualche modo deve muoversi in questa direzione. Noi sappiamo la difficoltà che c'è anche nell'ambito dei progetti comunitari, almeno nella nostra regione, che gli ecomusei vengano riconosciuti per poter partecipare ai bandi, quindi questo è un altro versante, un altro fronte diciamo su cui bisognerà muoversi in futuro. Però io ripeto, come all'inizio, credo che il superamento di questo avvenga attraverso chi lavora sul territorio, perché solo lui può conoscere le realtà. Altro appunto sul discorso anch'io della comunità, mi piacerebbe molto capire come si compone questa comunità. Pensavo prima alle passeggiate sul territorio e dicevo ma chi sono poi queste persone che passeggiano sul territorio? Sono i giovani? Sono i vecchi? Sono operatori di che tipo? Cioè, non credo che sia facile costituire un gruppo, non lo so se l'esperienza poi di qualcun altro ci può illuminare in questo senso. Il professor De Varin è stato molto chiaro e probabilmente ci sono casi in cui funziona, casi in cui invece sì, io lo vedo da noi piuttosto difficile, solo chi conosce da vicino la realtà può. Diversamente per chi fa cataloghi come noi cerchiamo il più possibile ma
per il progetto di trasformazione, per le ricadute, credo che solo un'istituzione, un'associazione a livello locale può intervenire. Allora, grazie anche a Giuliana. Io non so se devo passare alla mia destra, vorrei però sottolineare di nuovo due aspetti che mi sembra, prima è stato detto, siamo passati dalla trasformazione, discorso di apertura di De Varin, alla conservazione. E bisogna stare sempre attenti, non è che conservando non si trasformi, perché le letture che vengono da questa parte sono letture che da questa parte, la mia sinistra, ma la mia sinistra è veramente, è in realtà la vostra destra, e quindi vedete che le prospettive possono rovesciarsi. Allora è evidente che conservare con un certo spirito e in una certa logica apre la strada anche alla trasformazione, ed è chiarissimo questo, no? E del resto è anche un percorso che ciascuno che opera dentro un ecomuseo ha dovuto in qualche modo fare, perché se non è andato a conservare qualcosa o a recuperare, peggio ancora, qualcosa, difficilmente ce la fa a trasformare. Adesso, e questa è una considerazione di questo lato, adesso andiamo alla considerazione dell'altro lato, che è il mio destro e il vostro sinistro, e poi chiudiamo perché altrimenti Maurizio ci sta guardando. Beh, il calo ipoglicemico adesso si fa sentire, per cui cerchiamo di essere tutti... No, l'orologio biologico non funzionava, vediamo se il calo ipoglicemico... Stimola il conflitto, continua a stimolare il conflitto. Bene, allora... La cosa... No, io più che altro ho imparato oggi e non per retorica. Mi sembra molto interessante proprio l'idea del paradigma eversivo, quello dell'interazione fra catalogazione e partecipazione, perché credo che sia un po' lì il tentativo anche nostro in questo momento, che è un tentativo del quale è difficile parlare senza vedere. Mi piacerebbe andaste a dare un'occhiata a questo portale che è ecomuseovaldimerse.org, perché probabilmente è di più di quello che ho cercato di raccontarvi, perché cerca di fondere appunto catalogazione partecipata, un modello wiki, la georeferenziazione, tante cose insieme in un modello che è esclusivo. In che senso? Nel senso che abbiamo cercato di ampliare il più possibile l'accessibilità alle informazioni, ma siamo consci del fatto che il canale nel quale queste informazioni sono disponibili è un canale che presuppone l'expertise di poterlo utilizzare, cioè non tutti sono... molti di noi hanno un rapporto con la tecnologia, ma di fatto è un progetto che va a escludere per esempio le persone più anziane che questa tecnologia non la utilizzano. Questo per noi è un problema, visto che dobbiamo parlare anche delle difficoltà. È evidente che stiamo aprendo la nostra esperienza alle generazioni dei nativi digitali, e quindi di fatto forniamo e apriamo un fronte di accessibilità del tutto nuovo con delle modalità che non sono più collettive ma sono individuali, estremamente individuali. Pensate al mondo del social networking e di come i nativi digitali non amano aggregazioni fisiche o andare ad interagire in gruppo riflettendo insieme sulle cose, ma come siano molto più orientati invece ad una relazione che sia uno a uno e del tutto individuale. Allora, il portale per noi è stato una modalità per far entrare anche a casa loro le informazioni dalle quali altrimenti si escluderebbero, visto che è molto difficile che i ragazzi più giovani si sentano nelle condizioni di diventare parte del cambiamento sociale. D'altra parte la scelta che abbiamo fatto è esclusiva, nel senso che esclude coloro che non hanno gli strumenti per poter utilizzare questo portale o comunque questa modalità di comunicazione e di accessibilità. Quindi per parlare dei nostri limiti adesso stiamo cercando di capire come fare per riuscire a coinvolgere anche coloro che poi le informazioni ce le hanno date per realizzare quella roba lì. Quindi
coloro che sono stati protagonisti della fase di determinazione dei contenuti e che paradossalmente sono esclusi dalla fase di restituzione dei contenuti che hanno elaborato e che hanno generosamente fornito. Una modalità sarà quella di integrare al processo delle mappe digitali anche un processo che porterà delle mappe cartacee, cercando di capire qual è la modalità migliore, e questo andrà fatto con la comunità di riferimento, ma nel momento in cui questo processo, che conforto tutti voi non è finanziato da fondi per la catalogazione, ma diventa un processo esteso a tutti i territori che compongono la provincia, stiamo parlando nel primo anno di 1000 schede, sono destinate a crescere, ma stiamo parlando di 250.000 abitanti, quindi stiamo parlando di qualcosa che tramite la tecnologia rischia di diventare quasi difficilmente sostenibile. Quindi è un processo che, se non è ben gestito, rischia poi di scapparci di mano. Quindi abbiamo bisogno anche sicuramente del vostro aiuto e di sviluppare al massimo il nostro spirito critico per fare in modo che questa cosa, che nasce con, credo, i migliori auspici, non si trasformi in qualcos'altro. Chiudo dicendo, e per passare la parola alle conclusioni di Hugh, che lo vedo invece molto restio, che io credo profondamente che esista un orizzonte di sostenibilità economica di questo genere di questioni, e credo che, dato il momento storico, ce lo si debba porre anche come obiettivo rispetto al fatto che siamo a servizio della comunità e del suo sviluppo, e lo sviluppo della comunità passa anche per lo sviluppo economico oggi. Quindi una riflessione su quanto e come possa essere lo sviluppo economico sostenibile, se coerente con i presupposti di quello di cui stiamo parlando, di quello che è l'oggetto della vostra azione anche politica quotidiana, credo che sia il tema di un altro seminario, ma sia un tema cruciale oggi. Perché? Perché saremo sempre meno finanziati, perché oggi le scelte si misurano su priorità che sono innanzitutto il sociale, o innanzitutto lo scuolabus, o innanzitutto i servizi primari, e poi la nostra attività o i musei o la cultura. Quindi dare un orizzonte di sostenibilità a quello che facciamo, anche tramite strategie di autofinanziamento attraverso quello che facciamo, credo che inizi a diventare urgente oltre che importante. Grazie. Bon, je m'excuse de vous obliger fermer. Bon, c'est Emmanuel qui veut que je parle, mais je ne sais pas très bien. Non, simplement des idées qui me sont venues pendant le débat, la discussion. Une première chose, c'est que ce n'est pas nouveau, mais je crois qu'il faut toujours le redire, c'est que le patrimoine, pour l'essentiel, tout ce qui n'est pas déjà dans des musées, et encore, le patrimoine est essentiellement une matière vivante, c'est-à-dire qui vit, qui a une vie interne, parce qu'il se détruit, il se change, il s'abîme, etc. Donc il vit, il se trasforma. Visto che si è insistito per 2 parole conclusive, alcune idee che sono venute durante questi interventi, prima di tutto bisogna considerare il patrimonio come una cosa viva. Il patrimonio può trasformarsi, cambiare, distruggersi anche, e quindi va considerato come un qualcosa che ha una sua vita interna. Et il est d'autre part, il est vivant, le patrimoine est vivant dans sa relation avec les personnes qui sont au contact de ce patrimoine. Vive anche attraverso i rapporti che esistono con le persone che sono a contatto con tale patrimonio. Si je prends l'exemple bien connu des transformations de la liturgie catholique
depuis le Concile, la transformation intérieure des églises pour suivre les transformations liturgiques, ce patrimoine-là, qui est souvent considéré comme un patrimoine historique, esthétique, etc., s'est transformé pour des raisons qui n'étaient pas des raisons culturelles ou esthétiques, pour des raisons religieuses, pour des raisons liturgiques. Se si considera per esempio il patrimonio liturgico, considerando i cambiamenti dovuti all'ultimo concilio, quello che era considerato come un patrimonio religioso, storico, artistico, si è trasformato per adeguarsi appunto a questi nuovi cambiamenti che erano dovuti a motivi religiosi liturgici. Et inversement, pour une grande partie de la population de nos pays, le même patrimoine religieux perd de plus en plus son sens spirituel pour prendre un sens esthétique, lié à l'histoire de l'art et à l'histoire, et pas lié à l'origine de ce patrimoine. E viceversa, rimanendo nell'ambito religioso, la religione perde nei suoi aspetti spirituali per invece trasformarsi in qualche cosa di legato all'estetica, perché è proprio legato a questo patrimonio storico-artistico. Bon, seulement une autre idée qui m'est venue pendant ce débat, on a beaucoup parlé de valorisation, ce qui est entre nous, comme ça, un terme classique. Et Luigi lui parle en termes concrets, économiques, de gestion du patrimoine. Et là, la valorisation n'est plus le mot à trouver. Le mot que moi j'utiliserais dans ce cas-là, c'est le mot utilisation. Valorisation, gestion du patrimoine, utilisation. E un'altra idea nel corso di questi interventi è sul termine valorizzazione. Si è parlato molto di valorizzazione del patrimonio e salvo uno degli intervenuti che ha parlato anche in termini economici, e quindi forse bisogna passare dall'idea, visto che si parlava più di gestione, forse bisogna passare dalla valorizzazione all'idea di gestione e di utilizzazione. Alors je pense, pour revenir à ma démarche de développement local, je dirais que ce qui est essentiel pour nous tous, ce serait de bien définir, toujours bien définir l'objectif de ce que nous faisons. Je ne dis pas que c'est mieux de faire ça ou ça, mais de définir l'objectif. Est-ce que nous voulons valoriser le patrimoine de notre territoire pour l'identité culturelle des habitants, pour les visiteurs, touristes ou autres, du territoire? Deux raisons de valoriser, mais deux stratégies différentes. E quando si parla di valorizzazione anche bisognerebbe mettere a fuoco quelli che sono gli scopi della valorizzazione. La valorizzazione può avere un aspetto che è quello di valorizzare appunto l'identità locale e quindi per lo sviluppo locale un'utilità per la popolazione che si riconosce nell'identità che viene valorizzata, oppure ci può essere lo sviluppo legato alla valorizzazione mirata ai visitatori, quindi un altro tipo di processo da mettere in atto in questo caso. Et alors cette valorisation, je crois qu'elle porte sur le patrimoine comme objet culturel et naturel, culturel et ou naturel, tandis que l'utilisation, le patrimoine est un matériau, matière première
pour construire quelque chose qui peut rester culturel, mais qui peut aussi être... Moi, j'ai un peu d'expérience de transformation d'anciennes usines historiques en logements ou en centres d'archives, ou de transformation de maisons, de fermes ou de bâtiments anciens, historiques, de villages, également en logement ou en ateliers d'artisanat. Ce sont des utilisations, des transformations pour utilisation d'un matériau qui è patrimoniale. Quindi da un lato c'è la valorizzazione culturale o anche naturale, visto che si parla anche di un altro aspetto della cultura, oppure ci può essere appunto l'aspetto utilizzazione quando si recuperano, ad esempio nelle esperienze fatte, stabilimenti industriali che vengono trasformati in alloggi oppure in centri da riutilizzare per altri scopi, come per esempio centri di archivio, oppure vecchie abitazioni agricole che vengono anche in questo caso trasformate in abitazioni oppure in luoghi di attività artigianali. Bon, je crois que je ne peux pas continuer indéfiniment. Sans ça, je serais attrapé par... Si può proseguire più tardi.